E alla fine Serie B, al termine di un'annata incredibile, contorta, partita tardi per un'ingiustizia, mille problemi, tante partite ogni 3 giorni, nel momento più difficile, quando sembrava veramente finita, dagli altri campi arrivavano buone notizie, l'Entella non la sbloccava e al 90esimo Matteo Mancosu, l'uomo della promozione, l'uomo arrivato a gennaio per regalare i gol promozione, segna una rete importante, non segnava da diverse partite in campionato, l'Entella batte 1-0 la Carrarese davanti a più di 3.000 persone, scatta la festa al comunale. Una festa che durerà tanti giorni e che riconsegna al calcio che conta per davvero una squadra che meritava di essere in vice qualche mese fa, ma che adesso sul campo se l'è conquistata e così è ancora più bella. Al comunale Entella batte Carrarese 1-0, è Serie B per la seconda volta. È a caldo, che volete che vi dica? C'è il popolo di Chiavari che festeggia, è il finale meritato, meritavamo di vincere il campionato. Abbiamo passato un anno difficilissimo, di grandissimi sacrifici e di grandissima intensità. Devo ringraziare i ragazzi, il mister, tutto lo staff, i dirigenti che ci hanno creduto fino alla fine, il pubblico di Chiavari che ci ha sostenuto meravigliosamente. Guardatelo, fatelo vedere. Presidente, torniamo dove dovevamo essere. Professore, anche a lei in tribuna oggi. Certamente, l'Entella fa parte della nostra storia, della nostra vita, quindi è una vittoria per la città e per i chiavaresi e grazie a Tonino Gozzi. È stata sofferta, lei ha sofferto oggi. Altro che anche mia moglie, fino all'ultimo è andata. Bene. Come nei migliori film, alla fine, agli ultimi minuti il gol poteva essere, la sconfitta è stata la vittoria. Già. Ce n'è voluta tanta, il pallone rotondo, quindi va bene così, occasioni sprecate, ma... Meritava di segnare oggi l'Entella. Ma sì, ha avuto 4-5 occasioni da gol, il portiere ha fatto 2 o 3 parate miracolose. Non erano miracolose, erano tiri in bocca, perché purtroppo quando sei lì devi pensare. Posso dirti che avevo previsto il gol di Mancosu e anche la promozione dell'Entella, ne parlavo prima. È stata una grande festa e una liberazione, direi. La radio è stata presente anche oggi come voi e quindi una grande festa per tutti, un momento di grande sport. È solo una partita di calcio, però una bella partita, una bella soddisfazione. Siamo in festa. Una grande festa, una grande emozione, una grande gioia. Credo tutta la città sia intorno al Presidente adesso per questa vittoria. Grande, credo meritata, sinceramente meritata. Meritata? Sì. Che anche di morti vedo lì, messo a quelle lì, quelle magneti capelli. E cosa pensi? Dove gli comunque siamo in buona posizione. Se continua così arriviamo a fare il nostro obiettivo centrale. Mister, si canta e si balla. Sì, dopo la partita di Piacenza avevo detto che se avessimo vinto queste 2 partite c'erano tante possibilità di vincere, perché loro avevano una partita veramente difficile ed è stato così. Noi ci abbiamo azzeccato e loro no, e quindi dovevamo pensare solo alla nostra partita, l'abbiamo fatto, abbiamo creato 10-12 palle gol, il portiere loro è stato straordinario, ma alla fine abbiamo vinto con grande merito questo campionato, che l'abbiamo portato sin dalla prima partita come capolista. Grandi, la festa è giusta. Avete sofferto anche oggi, tutto il campionato anche oggi.
Non c'è modo migliore per chiudere una stagione con questa sofferenza, però va bene così. Per te è una grande gioia, una grande festa. È la gioia più bella. Vieni. Da quando sono a Lentella, troppo sofferta, troppo meritata. C'è da festeggiare. Grandi ragazzi, grandi tutti. Dove hai trovato tanta energia oggi? Ma l'energia è perché dobbiamo vincere il campionato, è giusto così, è giusto così. Dai, Matte. Non c'è niente da dire, sono strafelice veramente per Lentella, per tutte le persone dell'Entella, quelle che hanno sofferto con noi in questi ultimi 12 mesi drammatici, quindi ce lo meritavamo, alla fine abbiamo fatto giustizia, dai. Non hai più di voce. No, basta, finito. Dopo un periodo di quest'estate oggi, che è stato molto difficile, oggi è stata la giornata più bella che potevamo festeggiare insieme a tutti loro, sono stati tutti fantastici, grazie a tutti, forza Lentella! È stata una bella giornata, una bella partita difficilissima. Difficilissimo, complicato, non ci ha legato dietro nessuno, ce la siamo sudati fino all'ultimo. Grandi tutti i ragazzi. Don Andrea, hai festeggiato, visto anche tu, eh? Sì, dai, ce l'abbiamo fatta. A un certo punto sono tolte tutte le nuvole, è arrivato il cielo celeste, quindi qualcuno sicuramente ci ha visto e ha detto che tutto il bene che faticosamente si costruisce nel mondo del calcio, perché la vittoria è sempre bella, però dietro il calcio c'è un mondo non facile che però merita di essere anche evangelizzato, quindi siamo contentissimi e lo dedichiamo, io almeno lo dedico a tutte le persone che ogni giorno hanno a cuore la vita. Forza Entella. Com'è andata con Boscaglia? No, con Boscaglia bene, è andata benissimo con tutto lo staff, soprattutto con i ragazzi che hanno svolto un'annata strepitosa da scrivere negli annali e hanno fatto un lavoro bellissimo e l'hanno completato con una giornata del genere. La coppia vincente, mister. Sì, dai, ormai tanti anni che stiamo insieme. È la mia bella coppia, io sono la brutta coppia e quindi siamo felici perché abbiamo sofferto tanto, hanno sofferto le nostre famiglie, hanno sofferto le famiglie dei calciatori, della società e tutti i tifosi. È stata un'annata straordinaria per certi aspetti e per altri un po' così, un po' strana, però ci dobbiamo godere questo momento assieme alla città, ai tifosi, alla società e alle nostre famiglie che sono secondo me coloro i quali che ci sopportano e ci supportano proprio, soprattutto nei momenti difficili. A un certo punto sembrava proprio che oggi la palla non volesse entrare in campo. Abbiamo fatto una grande partita, il loro portiere ha fatto veramente dei miracoli oggi, abbiamo veramente messo sotto loro, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, tutto. Però poi alla fine ci vuole lo spunto anche di un singolo. Abbiamo fatto... Azzeccato anche il cambio. Ma no, i due attaccanti erano stanchissimi, avevamo visto che erano stanchi. Sono due attaccanti diversi che cercano solo la palla in profondità loro e proprio in una di queste occasioni abbiamo fatto gol. Ti lascio Giacomo. Come va? Adesso la riunione si consolida perché quando si vince, è vero o no? Vediamo. Il futuro è roseo. Tra di voi due. Sì, questo è garantito. Ci mancherebbe. Bene, allora complimenti anche al Grazie mister mille. Seconda. Grazie, C'è qualcosa da ricordare di quest'anno? Di quest'anno c'è da ricordare i momenti brutti che ci hanno dato la forza per andare avanti e ricominciare sempre ad ogni passo falso con più verve, con più determinazione. Tutto questo sempre grazie ai ragazzi che hanno avuto sempre uno spirito propositivo e positivo. Marco, allora, a un certo punto lo speaker l'hai passato il microfono a Nicolò stasera. Perché sono dovuto scappare in campo perché sono stato preso un attimo di agitazione perché un po' il finale diciamo che l'avevamo visto. Avevamo questo 2-0 a Siena che ci dava garanzie, mancava solo lo spunto che poi ha avuto per fortuna Mancosu e da lì poi non mi ricordo più niente, quindi mi ricordo che adesso stiamo festeggiando ed è una cosa veramente meravigliosa, ma sono contento per loro, per tutti perché se non ce lo siamo meritati quest'anno veramente mai E più. poi è bello festeggiare a Chiavari, l'ultima volta si era festeggiata a Cremona, giusto o no Marco? Sì. Bisogna soltanto che i chiavaresi si ricordino più spesso di Entella e non in questi momenti che sono quelli sicuramente critici e importanti, però che se ne ricordassero tutto l'anno, sempre tutto l'anno, perché questa è una realtà incredibile e non ci rendiamo conto di cosa abbiamo a Chiavari. Ma queste giornate lasciano il segno. Lo spero che questa seconda ritorno in Serie B lasci il segno quanto l'ha lasciato il primo, però dobbiamo veramente essere in tanti in questo comunale. Era una cosa impensabile ormai, eravamo quasi convinti di dire speriamo di farcela, però era dura il risultato, però bisogna dare atto che la squadra ci ha messo l'anima oggi, di tutto ha fatto, se lo merita nel modo più assoluto,
bravissimi, e poi con quello che abbiamo subito dall'inizio del campionato, si va, non si va, ormai abbiamo girato pagina, dai, vai, festeggiamo, vai in campo e festeggia. Perfetto. Una soddisfazione per tutti quanti. Sì, l'abbiamo cercata e voluta questo ritorno in Serie B con tutte le nostre forze. A un certo punto sembrava che fosse diventato difficile e invece gli eventi poi ci hanno restituito in parte quello che ci è stato tolto e credo che la promozione sia più che meritata. Quindi ritorniamo in Serie B con la consapevolezza di essercelo guadagnati. Festa continua. Adesso la festa, anche se poi con le giovanili abbiamo i playoff di 2 squadre, quindi siamo sotto battuta per quello, ma per oggi pomeriggio si festeggiano i ragazzi della prima squadra che hanno fatto un'impresa importante. Grande Andrea, sei il meglio, il migliore, veramente Andrea, ma non è una retorica, è la verità, dai l'anima quando sei in campo. C'è grinta, lo vediamo tutti. Fino a qua, ecco, anche l'autografo. Che è segnato. Va bene, vediamo anche questo autografo. Benissimo, Andrea Paolucci. Franco. Dimmi, tutto bene, un'emozione enorme. Con un giocatore come Paolucci che veramente in campo, ma non solo oggi, dall'inizio del campionato, che ha dato il massimo. Grande Andrea. Per me e per noi è una gioia grandissima, anche perché il calore della gente è la cosa più bella e sono contento principalmente che li abbia ripagati con questa vittoria del campionato che è stata una grande vittoria. Grazie a tutti. Bravo. E come si chiama questa bimba? Calliope e mia moglie anche Vasi. Facciamo anche un saluto alla moglie, come ti chiami? Vasi. Abbiamo anche tifosi in Grecia perché i greci. Grandi, cosa diciamo? È una foto familiare, dai. Va bene, niente, sono molto felice per questa stagione, meno male sono tornati subito dove meritano. È più felice perché andiamo in vacanza prima, quindi benissimo, complimenti. Ciao a tutti. Ciao, bravissima. Signora, viaggiamo con la B in campo, bellissimo. Viaggiamo con la B in campo, abbiamo fatto un anno col cuore in gola, abbiamo fatto questa partita col cuore in gola. Fino all'ultimo, ma che soddisfazione. E poi proprio a Chiavari, perché l'altra volta era a Cremona. E questa volta in casa nostra, che bello. Una cosa che non apprezzo, veramente. Come andate in tribuna oggi? Poi lei è sempre molto tranquilla, no? Mio figlio non dice così, si vergogna di me. Ma perché si agita? Un pochino, sì, se no per stare come davanti a una foto non si viene in tribuna. Si ha la Scala di Milano. Si è sofferto in tribuna, ma c'eravate anche voi del resto, ma è stato bello. Grande soddisfazione, bello credo anche tutta questa invasione di campo, gente che festeggia, gruppetti, Chiavari è qua questa oggi. Bella tutta questa felicità dei chiavaresi, una volta tanto abbiamo sentito veramente l'affetto e il calore della città. Bene, allora complimenti a tutta la famiglia. Grazie. Un altro protagonista, Francesco Belli, insieme ai tifosi, Dario, anche tu vicino. Francesco. È una soddisfazione enorme, poi raggiunta così alla fine, noi ci abbiamo sempre creduto e penso che un po' ce lo meritiamo dopo quello che abbiamo sofferto quest'anno. Penso che sarà un campionato che rimarrà nella storia delle Entelle e siamo contenti di essere stati protagonisti di questa cavalcata. Oggi è stata dura, eh? È stata una partita vera, tutte le squadre hanno fatto quello che dovevano fare contro noi, sapevano che eravamo una squadra forte, noi non ci aspettavamo che ci regalassero nulla e è stata una bella partita e siamo contenti che sia finita così. Il gol si sentiva nell'aria ma non arrivava mai e mancavano più 5 minuti. Lo so, il calcio è così, abbiamo avuto tante occasioni, sembrava stregato oggi la porta, però per fortuna alla fine siamo riusciti a buttarla dentro. Guarda, qua io ho un tifoso che credo che vi abbia seguito tutte le trasferte eccetera, cosa dici?
se lo sono meritato, hanno avuto un campionato tremendo con 3 partite a settimana, roba da un altro sport. Dall'inizio alla fine del campionato gli hanno messo i bastoni fra le ruote e loro sono stati grandi ad affrontare, grazie al Presidente, ma grazie a loro che hanno fatto una cosa incredibile. E Chiavari è tornata in Serie B ed è una cosa che lui è arrivato quando siamo andati su, siamo stati in Serie B, ci ha riportato su e direi che adesso ci possiamo rimanere anche tanti anni grazie a loro. Noi ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine, oggi ci credevamo fortemente, sapevamo che dopo Piacenza dovevamo solo pensare a fare il nostro, cioè a fare 6 punti e sperare che il Piacenza facesse un passo falso. Oggi anche ringraziando il Siena abbiamo coronato un campionato fantastico e dove penso che nessuno più di noi ha meritato questa promozione. Ma voi in questi giorni, in queste giornate cosa pensavate come risultato? Che il Siena giocasse forte, che la Calarese giocasse forte? Insomma alla fine hanno giocato la Calarese, oggi non vi ha lasciato nemmeno un minuto di spazio. Devo fare i complimenti alla Calarese perché ha onorato il campionato fino alla fine come si dovrebbe fare sempre. Come altri invece hanno detto che forse qualcuno ci ha regalato qualcosa, posso rassicurare tutti che mai nessuno ci ha regalato niente, almeno a noi. Quindi ci siamo guadagnati tutto sul campo e penso che giocare un campionato, penso in 5 mesi e mezzo, forse 6, non è mai successo nella storia del calcio. Oggi penso che possiamo definirci degli eroi, tra virgolette, perché vincere non è mai facile, indipendentemente dalle categorie. Oggi abbiamo fatto veramente un miracolo. C'era un po' di tensione, forse si vedeva anche tra di voi, perché comunque la posta in palio era un peccato non riuscire a fare un gol. Sì, sapevamo che noi oggi dovevamo vincere, poi la gente da fuori ci ha fatto un po' capire che il risultato era cambiato. Avete subito capito, sì, no? Sì, subito. Abbiamo capito e poi quando ci hanno fatto capire che ha raddoppiato lì veramente abbiamo tirato, c'era il livello della benzina sotto lo 0, però ci hanno veramente dato quella spinta per tirar fuori quel qualcosa che ci siamo meritati dalla prima partita. Così, guarda, è ancora più bella perché non ce l'aspettavamo proprio, cioè abbiamo sofferto fino all'ultimo, ma penso che ce la siamo veramente meritata per quello che ci hanno fatto l'anno scorso e per aver condotto un campionato sempre in cima alla classifica. Sarebbe stato veramente ingiusto che non andassimo in Serie B. Allora complimenti anche ai tifosi perché siete comunque molto corretti. Sì, no, ma quello è sempre stato così, è stato bello anche vedere lo stadio pieno oggi. Bisognerebbe vederlo sempre pieno anche per di più l'anno prossimo che andremo in Serie B, perché per criticare bisogna anche partecipare, ecco, non si può fare solo i leoni da tastiera e criticare, dire che non va bene questo, non va bene quell'altro. Bisogna essere allo stadio, tifare e fare in modo che la squadra possa andare meglio possibile, anche perché la Serie B è veramente un miracolo per Chiavari. Saliamo in B, che siamo primi, per me è la prima volta con 21 anni che ho fatto l'altro ieri, sono più che felice, è un'emozione unica. Sapevamo che dovevamo lottare fino alla fine perché sapevamo anche che gli altri stavano perdendo, quindi ci ha dato una forza in più, quindi abbiamo vinto e abbiamo vinto anche giusto il campionato. Un po' d'ansia di fare gol, insomma, quel gol che non arrivava mai, voi che attaccavate forse con la mente un po' poco lucida. Quello sì, perché siamo tutti lì, tutti vogliono fare gol e poi alla fine era lì, il portiere ha fatto la partita della vita oggi, no, però abbiamo meritato e come ho detto, fino alla fine sempre e abbiamo meritato di vincere questo campionato. Presidente, è passato qualche minuto, qualche 10 minuti, adesso ho la consapevolezza di aver fatto una bellissima cosa quest'anno e soprattutto questa partita. Ma sì, il commento che ho fatto è che era giusto così. Abbiamo dimostrato di essere i più forti, finiamo primi e dimostriamo che nonostante la fatica e le ingiustizie che abbiamo subito
in questo anno difficile abbiamo un carattere forte, siamo capaci di reagire, siamo dei combattenti e anche oggi in questa incredibile finale di campionato l'abbiamo dimostrato. Insomma, credo che la cosa più che mi è venuta subito in mente e che ho pensato è giusto così. Anche perché è stata vita sul campo. Certo, è stata vita sul campo in un campionato di grandi difficoltà, perché giocare tutte queste partite in un arco concentrato di giorni è una cosa difficile. Abbiamo avuto momenti come normale di fatica, però alla fine abbiamo dimostrato che i più forti siamo noi, insomma, questo è quello che conta. Si festeggia, comunque abbiamo fatto un piccolo miracolo, dai. Avendo cominciato a novembre il campionato, facendo tutte queste partite ravvicinate, nessuno pensava che potevamo arrivare così. È stato bello anche vincerlo all'ultimo, è bello così. Proprio all'ultimo, È stato meglio così, dai, è più bello e comunque ce lo meritavamo. Poi insomma, come avete vissuto questo, avete sentito subito il gol fatto a Siena, no? Sì, ma ogni volta che giocavamo, comunque già in trasferta in casa, ogni volta la Radinata ci gridava gol del, però ogni volta succedeva gol dell'Olbia, gol del Siena, gol di quello, e loro rimontavano, quindi questa volta quando abbiamo sentito 2-0 e non riusciamo a segnare, oddio no, così no, invece è andata bene, ma alla fine è andata bene. Un anno da incorniciare per tutti, per te c'è anche la serata a Genova contro il Genoa. Sì, è stata una cosa inaspettata, come ho già detto, è una ciliegina sulla torta per racchiudere tutto l'anno che ci siamo tolti noi, andando a giocare e vincere a Genova e andando poi all'Olimpico, e comunque abbiamo fatto la nostra figura, quindi tutto meraviglioso. Te la ricorderai con la serata? Tutto mi ricorderò, quest'anno da incorniciare. I cornici 2018-19. Foto, magliette, palloni, tutto. Sei entrato e hai dato tutto. Ma diciamo che è stato un po' un mix di cose che avevo precedenti, quindi diciamo che i primi 5-6 mesi dove sono stato in Romania purtroppo non è stato un campionato dove ho potuto dimostrare le mie qualità, avevo tanta rabbia dentro e sono tornato qua, comunque i ragazzi mi hanno accolto alla grande, il mister alla grande, tutto il suo staff, quindi mi hanno dato la possibilità di rimettermi in gioco e sono contento comunque di aver dato un piccolo contributo anch'io a questa promozione, che penso che sia la cosa più importante sia per noi, per la società, che dopo l'anno scorso la retrocessione per noi è stata una brutta botta, quindi alla fine, come dico sempre, tutto torna, quindi finalmente è girata anche a noi quest'anno, quindi siamo contenti di tornare in Serie B e nulla, ci godiamo questo momento, dai. Ogni tuo ingresso dava sempre, e anche oggi, un'accelerazione all'attacco. Ma diciamo che comunque non ho, anche comunque facendo il lavoro comunque da quando sono arrivato non ho un lavoro di fondo, quindi comunque facevo un po' fatica anche a rompere il fiato in alcuni momenti, in alcune situazioni, quindi cercavo di dare il cuore, anima, tutto quello che avevo dentro per la società. Quindi ringrazio i miei compagni che mi sono sempre stati vicini, mi hanno sempre aiutato e grazie comunque a un premio che comunque ce lo meritiamo. Hai una maglietta, ricordi qualcuno? Sì, il mio amico che è scomparso, come tutti ben sappiamo, abbiamo visto tutti in televisione gli scontri di Inter-Napoli, quindi era un mio caro amico con cui ho vissuto tante emozioni, quindi lo porterò sempre con me. Ecco, abbiamo qua ancora qualche tifoso. Cosa chiediamo a De Luca? Che l'anno prossimo ci fili un po' di gol in rete, perché è la cosa meno. Tanto si ringrazia comunque tutti a nome suo, a nome mio, anche tutti i ragazzi, perché veramente è stato conquistato sul campo e stavolta non è come l'altra volta a Cremona, sono state le polemiche, noi ce la siamo proprio passata male fino a pochi minuti, quindi ci siamo guadagnati. Quindi porti i nostri ringraziamenti ai colleghi. Allora, ringraziamenti a tutto lo spogliatoio. No, assolutamente, noi ringraziamo comunque i tifosi, comunque ci hanno sempre aiutato, quindi sia nel bene che nel male. Poi è normale che scendiamo in campo e quindi adesso per esempio festeggiamo e tutto, e poi adesso vediamo, il prossimo anno vedremo il da farsi, ma sicuramente con una squadra così, con un grande allenatore, una società così alle spalle importanti, possiamo fare grandi cose. Siamo in festa. Certo, perché no? Finalmente era l'ora.
Come ha vissuto? Mi sono vestita esattamente come ero vestita a Cremona. Ho cercato di rifare tutte le stesse cose che ho fatto a Cremona e un po' servito. E qua però è più bello. Beh, 1000 volte, poi poter entrare in campo qua è ancora più bello. Andrea, giorni difficili di lavoro. Sì, sì, però vabbè, è bello sempre riempire lo stadio, quindi poi se in più poi alla fine c'è una gioia e si festeggia una promozione, è sempre bellissimo. Un ritorno. Hai un dato del pubblico presente oggi? Erano su 3.250 presenti, sì, è stata una bella cornice più pubblico, per fortuna che anche le previsioni meteo che davano pioggia alla fine poi ci hanno... È arrivato il sole. Sì, infatti il cielo è bianco celeste. Il cielo bianco celeste, signora. Sì, sì, sicuramente, guardi, basta girarsi di là e si vede tutto, bianco e celeste. E B. Oggi ha sofferto un pochino. Beh, come tutti. Vorrei sapere chi non ha sofferto oggi. È stata... Assolutamente. Però una volta tanto non abbiamo fatto i playoff. Esatto. Quindi abbiamo già sofferto di meno. A noi le cose semplici non piacciono. Infatti sono preoccupato perché dobbiamo affrontare un'estate tranquilla. È una cosa che non ci torna. Non fa parte del nostro DNA. Vabbè, bisogna un po' riposare perché è stata un'estate scorsa molto complicata. Soprattutto devono riposare i poveri giocatori che si sono spesi bene e anche a tempo ravvicinato. Poi di conseguenza anche noi. Anche la Val Grafelia presente. Vabbè, sì, diciamo che un gruppo di amici, siamo sempre presenti, casa e trasferta, Sardegna esclusa. Quest'anno comunque una grande cavalcata con le difficoltà che possono capitare, però alla fine veramente una grande gioia, una gioia in attesa quasi, perché ormai temevamo che il Piacenza facesse il risultato a Siena, invece 1-0, 2-0 e poi noi che non riuscivamo a segnare, poi all'ultimo, veramente bellissima e quindi ce la godiamo tutta. Come andate in trasferta? In pulmino? Ma in trasferta no, andiamo in pullman, tantissimi pullman, quest'anno veramente li abbiamo contati, credo che in tutto l'anno siano stati una trentina, perciò bellissimo, collaborazione da parte di tutti, chiaramente non solo noi, quindi tanta gente in più e quindi bello anche questo, sì, speriamo di crescere ancora. Allora, finiamo con com'è l'inno in Val Grafelia per l'Entella, sentiamo un po'. Forza Entella, forza Entella, forza Entella, forza Entella, forza Entella, forza Entella, Lo volevamo fortemente, tutta la squadra ci credeva, è stato un anno molto complicato sia per la società che per i ragazzi e che dire, siamo contenti di come è andata, alla fine abbiamo spinto tutta la partita, soprattutto anche il pubblico ci ha aiutato quando abbiamo saputo che dall'altra parte il Piacenza stava perdendo e fortunatamente e per bravura dei ragazzi che ci hanno creduto fino all'ultimo siamo riusciti a fare questo gol e finalmente a riprenderci quello che secondo me meritiamo dall'inizio dell'anno. Abbiamo un componente di una squadra strepitosa e io da solo non so nessuno, ma abbiamo dimostrato quest'anno di essere tutti una cosa unica, quindi un grande abbraccio e va a tutti i miei compagni, allo staff, al direttore, al presidente per quello che abbiamo fatto, è una cosa fuori da normale, sappiamo tutti la nostra situazione, come è iniziata l'annata, quindi vincere questo campionato con il finale che si era creato è qualcosa di unico e poi questo 4 maggio insomma per l'Entella sarà importante tanto quanto il 14 marzo che è la data del suo compleanno, no? Di quando è nata, quindi niente, gioia per tutta la gente di Chiavari ed è bello che sia finito così. Andrea, non è stato un anno facile perché hai cominciato in ritiro con un infortunio che poi ti ha un po' complicato la stagione. Sì, quindi è stato ancora più bello, io condivido, lo sai come sono, quindi condivido anche quest'annata con Samu, con Ovis, con Aladin che sono stati i miei compagni
il gruppo dei portieri e col mister, con Sergio Porcu, che ci ha dato una mano enorme, quindi ripeto, una vittoria di tutti e bello così. Ecco, oggi però tutto sommato non ci sono stati interventi, parate difficili, no? C'era forse la tensione che alleggiava perché facevano quelle scorribande giù, arrivavano velocemente, per fortuna però no, non c'è stata una parata proprio complicata. Infatti sono stati bravi i miei compagni perché abbiamo creato molto, ma allo stesso tempo non abbiamo lasciato grosse situazioni agli avversari, se non alla fine del primo tempo. Forse hanno avuto l'azione più pericolosa. Abbiamo fatto una partita importante, abbiamo creato veramente, ora credo il secondo tempo, 4-5 palle gol, abbiamo chiuso la gara alla fine con Matte e non so, forse col seno di poi è ancora più bello così, e penso si sia visto nei nostri occhi, nella felicità della gente, bello. Noi abbiamo fatto solo il nostro lavoro, il merito è tutto dei ragazzi. I ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria sotto tutti i punti di vista. Non è facile in 5 mesi e mezzo effettuare 39 partite, compreso la Coppa. Sono stati grandi, il merito è tutto loro, noi abbiamo fatto solo il nostro lavoro, niente di che. Siete partiti un po' appunto ad handicap, questo ha influito tutte le vicende societarie o meno nella quotidianità anche del vostro lavoro? Ci ha rafforzato come gruppo, come squadra, la società è sempre stata vicina e quindi adesso può sembrare semplice, è stata dura, però ripeto è stata una stagione straordinaria, bellissimo, poi in un ambiente meraviglioso. A differenza di altre piazze, qua la società ti è sempre vicina, non ti crea determinate pressioni e quindi è importante lavorare in questo contesto. Ecco, per queste partite in più ravvicinate eccetera, anche come vostra strategia e preparazione, avete modificato qualcosa nella normalità che siete abituati oppure insomma, avete proceduto con qualche caratteristica? Abbiamo lavorato tanto sui recuperi perché fare una partita ogni 4 giorni per 5 mesi devi lavorare molto sui recuperi e la disponibilità dei ragazzi è stata a 360 gradi, quindi un po' complicato, ma adesso è bello, dai, godiamoci la festa. Anche oggi sono arrivati che stavano in campo, malgrado tante energie spese, hanno insomma resistito a uno standard molto alto fino alla fine. Sì, ma infatti, ripeto, soprattutto sono stati bravi a non disperdere energie mentali, a non pensare alle altre partite. Dovevano diciamo a livello mentale stare sul pezzo fino al 90esimo e ci sono riusciti e sono stati veramente eccezionali, vanno elogiati perché hanno fatto qualcosa di straordinario che in questo momento forse molti non si rendono conto, ma anche come ha detto spesso il mister, questo lo vorrei chiedere a chi veramente si occupa di medicina dello sport, è da fare una ricerca di un certo tipo, perché far fare, ripeto, tutte queste partite a sti ragazzi e fino alla fine abbiamo visto che hanno buttato il cuore dentro il campo, a livello mentale soprattutto sono stati dei grandi. Dopo tanti anni aver visto tante vittorie e tante sconfitte, credo che oggi è una top. Sì, oggi è stata davvero una partita infinita dove credo che abbiamo meritato la vittoria e abbiamo aggiunto un'altra perla a questi anni, ecco, dove ci sono state delle vittorie, ci sono state anche delle sconfitte che però ci siamo sempre rialzati e quindi oggi poi festeggiamo. Una vita in lentella, Delio. Sì, io quasi 20 anni, 19, col presidente Gozzi dal 2007, lì veramente poi siamo riusciti a inanellare una serie di successi veramente top. Certo che hai visto tanti giocatori, anche allenatori, insomma, tu hai cercato sempre di essere una persona di unione, no? Tra campo, società, giocatori, mister. Assolutamente, sì. Sì, i ricordi sono tantissimi, però oggi è il momento di festeggiare, quindi
domani sera ci sarà questa festa in piazza e festeggeremo. E per te? Hai una dedica particolare? Come... Per la mia famiglia, soprattutto per il Presidente che è stato ed è un grande. Ma ditemi un po' qualcosa su Delio, che lui è molto riservato. Delio è il top del top del top del top, veramente. Delio è un grande, è un grande. È quello che dà sempre la parola giusta, è quello che ha sempre veramente l'equilibrio per... Ne dice poche però. Poche, ma giustissime, incredibile. Grande Delio. Il dottore oggi non ha lavorato tanto. Oggi no, oggi non c'era bisogno, oggi è tutto cuore, testa e niente, le gambe andavano da sole. Si sta parlando un po' di questa annata che è stata dispendiosa di tante energie. Ecco, dal punto di vista medico, è stato... quali sono le cose? È stato difficile perché non abbiamo giocato per 4 mesi, poi siamo passati da non giocare mai a giocare 3 volte a settimana, quindi al di là dei medici che per fortuna abbiamo gestito quello che insomma l'ordinario, però sono stati bravissimi lo staff tecnico, il preparatore atletico, il mister a equilibrare le forze, a gestire bene i giocatori, perché non è semplice giocare ogni 3 giorni per così tanto tempo, sia a livello mentale ma anche a livello fisico, perché c'è un dispendio di energia incredibile. Ecco, ne parlavamo con il preparatore, anche oggi fino al 90esimo i ragazzi hanno dato tutto ed erano molto pimpanti, diciamo, non avevano ancora della benzina. Certo, ma qui infatti si vede la mano dello staff tecnico in questo, e quindi grandissimi loro, grandissimi ragazzi, perché comunque hanno dato sempre tutto l'anno una disponibilità totale, è stato veramente un'impresa, perché credetemi che gestire una situazione del genere non è assolutamente facile, a volte si dice ma sono arrivati stanchi, abbiamo subito, non è semplice giocare veramente così tanto e così ravvicinati a questi livelli, è veramente bravissimi ragazzi, bravissimo lo staff tecnico. E allora aggiungiamo anche Delio, lo staff medico. Che insomma sono bravissimi anche lo staff medico. Assolutamente, hanno fatto un lavorone, come diceva prima, allenandoci così con continuità per mesi, anche poi senza giocare, quindi sono stati bravissimi, sono stati molto bravi. Perché poi dietro una società, dietro una squadra, noi siamo abituati insomma, a conoscere l'allenatore, i giocatori, magari nemmeno tutti, perché poi chi segna gol è forse più conosciuto, ma il lavoro è di squadra e si allarga appunto a voi, a tutti quanti, per arrivare a mandare la squadra in campo. La società in questo ha creato un gruppo fantastico, e dal presidente a scendere, tutti i collaboratori, staff tecnico, staff medico, tutti, insomma è stato un lavoro incredibile quest'anno, un'impresa, una vera e propria impresa. I medici quanti siete? Uno? Siamo io e Roberto Galli, che era là, adesso non lo vedo più. Così lo ricordiamo. Lo ricordiamo assolutamente, siamo 2 medici, io e Roberto Galli, e poi abbiamo 3 fisioterapisti, Saverio Quercia, Stefano Castello e Emanuele Zuccarello. E questo è il nostro staff medico. Poi ci sono c'è un recupero infortunati che si occupa dei giocatori che si fanno male, che quindi devono rientrare in area tecnica, che è Jacopo Reffi, e abbiamo un secondo preparatore che si occupa del preno reintegro in squadra, che è Emanuele Tononi. Sentivo che sarebbero andate bene le cose. Quando tu e io ci siamo visti ieri sera in ufficio da me, avevo detto che sarebbero finite con 2-1 le 2 partite cruciali. Avevo detto 1 a Chiavari e 1 a Siena. Non ho sbagliato e sono molto contento perché sofferta ma strameritata. Assolutamente sì. E soprattutto contento perché la città
mai come in questa occasione l'ho vista così vicino a noi, e questa è una cosa molto importante per la nostra società, molto importante. Anche perché oggi i giocatori hanno dato tutto fino al gol e perciò la gente l'ha anche sentito, questo come comunque erano abituati, ma oggi era tutto particolare. Oggi è stato tutto molto particolare, i giocatori hanno dato il massimo e devo dire che giustizia è fatta, passami questo termine, giustizia è fatta. Poi è bello che si sia recuperato sul campo al di là di tutte le carte, i discorsi, insomma questa sera credo che ci si riconcilia, no? Siamo una società di calcio e sul campo dovevamo vincere, l'abbiamo fatto. Sì, non è stato facile perché c'era il rischio che insomma mancavano più pochi minuti, questo gol non arrivava. D'altronde guarda, nelle ultime 3 partite il Piacenza ha vinto negli ultimi 4 minuti. Oggi è toccato a noi ed è stato fatale per loro. È stata dura, però alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo contenti perché abbiamo vissuto un anno molto, molto complicato, molto difficile, fatto di sacrifici, troppi sacrifici, e arrivare all'ultima giornata e vincere così è ancora più bello. Più soddisfazione? Sì, assolutamente, ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo sempre creduto, anche quando le cose sono andate male a Piacenza, però abbiamo sempre creduto in noi stessi e alla fine abbiamo raccolto quello che meritavamo, la vittoria. Oggi tra un tempo e l'altro cosa vi siete detti? Nello spogliatoio di stare tranquilli, di giocare sempre palla a terra, di far girare la palla, perché queste partite così si vincono da un episodio, quindi è successo così, siamo contenti. Bene, chi abbiamo l'erede? Sì, è mio figlio. Come ti chiami? Mattia. Mattia, hai sofferto anche tu? Dove eri a vedere la partita? In tribuna. Era in tribuna. Eri in tribuna, con la mamma? Sì. Ecco. Sei contento? Sì. Ecco. Ma tu giochi a calcio? Sì. Ecco, vai a vedere sempre papà? A volte. A volte, sempre no, perché si soffre anche. Bene Salvatore, complimenti, hai una dedica? Ma dedico questa vittoria a una persona molto importante per me che mi guarda sempre da lassù, che è mio padre, e dedico a lui tutta questa gioia. Come si chiama papà? Edoardo. Parliamo con il goleador che vale una stagione, possiamo dire così, è arrivato. Sì dai. Abbiamo provato in tutti i modi oggi a buttarla dentro, non riuscivamo, poi alla fine per fortuna è capitata l'occasione giusta e mi ha sbloccato questa partita e abbiamo vinto questo campionato che ci meritiamo tantissimo. Ce lo vuoi spiegare questo gol? Sì, un passaggio di Miki Currarino, io sono in linea col difensore, sono arrivato avanti al portiere e ho pensato come far gol, prima mi è venuto in mente di tirare, poi ho visto che era molto fuori, quindi avevo il tempo di scartarlo ed è stata la decisione giusta. Anche perché insomma, oggi ha fatto la partita della vita, il portiere sì. Grandissime parate, abbiamo avuto tante occasioni, il suo merito sicuramente, poco demerito nostro perché comunque eravamo sempre là, però alla fine è quello che conta, la vittoria. Assolutamente sì, Francesco, conta la vittoria insomma, nello sport, poi nel calcio. Assolutamente sì, tra 10 anni ci ricorderemo dell'Entella prima in classifica, nessuno si ricorderà del resto. Poi dopo un'annata del genere, con tutte le partite che abbiamo dovuto affrontare in poco più di 5 mesi, penso che i miei compagni ed io abbiamo fatto un'impresa straordinaria. Adesso magari non ci rendiamo conto, però penso che fra qualche settimana capiremo quello che abbiamo fatto, che è qualcosa di straordinario, e adesso ci siamo ripresi quello che ci spettava, perché abbiamo passato un'estate veramente infernale. Non facile. No, assolutamente, quindi siamo strafelici.
Siete diventati più forti però dentro, no? Nelle difficoltà uno cresce. Assolutamente, quei 3 mesi fermi, se non 4, ci hanno fortificato, questo gruppo è diventato veramente una cosa sola, quindi è come se fossimo una famiglia. Veramente ce lo meritiamo. Matteo, avete una dedica? Matteo, sei arrivato, hai subito fatto qualche gol, poi ti sei un po' bloccato, ma oggi con questo gol credo che bisognerebbe ancora continuare a giocare. Sì, no, sono arrivato perché sono arrivato in un gruppo straordinario, devo dire la verità, perché tutti uniti, veramente uno sbagliava e nessuno diceva niente, si sbagliava la squadra, non sbagliava il singolo, questo mi ha impressionato. E oggi sì, sono contento perché abbiamo coronato il sogno di una stagione e questa città si merita la Serie B. Una dedica? Ma io lo dedico alla mia ragazza che mi sopporta tutti i giorni, alla gente che mi vuole bene, alla mia famiglia, soprattutto ai miei compagni con cui ho condiviso questa annata straordinaria. Come si chiama la ragazza? Giulia. Giulia, allora ricordiamo Giulia, e invece per te? Io lo dedico a mia moglie e le mie 2 figlie che sono nate 2 mesi fa e quindi sono fresche, sono subito fortunate che hanno vinto il campionato e lo dedico a loro e alla mia famiglia. Questo è. Siamo nella panchina dell'Entella, ormai possiamo dire più di un'ora dopo la grande vittoria. Sì, una grande gioia, sofferta, per questo ancora più bella. Credo che tutta la società, a partire dal presidente all'ultimo, si sia meritata questa grande soddisfazione. Credo che anche nel calcio ci sia una giustizia, quindi era giusto festeggiare, era giusto soffrire, ma era giusto anche alzare le braccia al cielo. C'è stato un grande impegno. Sì, è stata una stagione sofferta, una stagione intensa, una stagione che ha vissuto di tante soddisfazioni ma anche di tante delusioni, specie nella prima parte, quando sembrava ogni giorno che dovesse essere riammessa in B l'Entella e poi arrivava sempre una notizia che smorzava il nostro entusiasmo. Credo che tutto il gruppo, tutta la famiglia Entella abbia dimostrato compattezza, abbia dimostrato unità di intenti, abbia dimostrato un senso di attaccamento che nel calcio è merce rara, e quindi alla fine è stato bello gioire assieme, è stato bello dimostrare a tutti che l'Entella è qualcosa di diverso in campo e fuori. Ecco, finiamo, qua è la zona della panchina, quest'anno tu hai avuto questo ruolo in più, non solo responsabile della stampa per quanto riguarda tutta la società, ma insomma hai lavorato anche durante le partite. Com'è stata quell'esperienza? È stata una nuova esperienza molto formativa, molto bella, che mi ha permesso di sperimentarmi in un ruolo nuovo, ha portato bene, questo nel calcio è importante. Devo ringraziare tutti i dirigenti, i direttori, il presidente per la fiducia che mi hanno accordato, lo staff tecnico che mi ha supportato e i giocatori con cui abbiamo creato davvero un gruppo molto unito, coeso, soprattutto nelle difficoltà. Siamo sempre stati per mano, un'immagine che mi piace perché comunque veramente prima delle partite, dopo le sconfitte, siamo sempre stati uniti e questo credo che sia un valore che nel calcio e nella vita ha grande importanza. Si parte, facciamo un bel giro, cerchiamo di fare festa, è la festa della città, la festa dell'Entella, se l'è meritata, se l'è guadagnata, l'ha sofferta ma l'ha meritata e ritorniamo in Serie B, è una bella festa. Hai seguito parecchio quest'anno? Quest'anno ho fatto un sacco di trasferte con tutta questa gente qua, era più che altro una scampagnata o no? Certo che sì. È sempre stata una bella scampagnata, una bella compagnia, una bella festa, poi c'è quel personaggio lì che organizza tutto e sa tutto lui dell'Entella, è lui che devi chiedere. Bella festa, siamo contenti, io sono contento per la città deve essere soddisfatta di questo. Allora, questa sera in passeggiata? Abbiamo già fatto un bel po' di giro, siamo tutti un po', ci stiamo riunendo pian pianino, stiamo raccogliendo. Va bene. Gli amici della vetreria. Sì, è un punto di ritrovo.
tanti sacrifici! Devi tenere, ma io te bene in testa, sai perché la gente come questa festa e ancora una volta questa piazza si riempie per festeggiare l'Entella e un'altra promozione in Serie B. Questa volta è stata molto più sofferta, è stata molto sudata fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo respiro, però credo che sia stata veramente bella anche per questo motivo. Grazie a tutti di essere qua, grazie ai ragazzi che hanno fatto il corteo fino ad arrivare qui sulla piazza, a queste bandiere che rappresentano i nostri colori, che le hanno rappresentati meravigliosamente ieri. Michele Pellizzè, Ovidius Iavis, Francesco Belli, Marco Chiosa, questo qua è anziano ma ce la fa ancora, Sergio Baratta, Andrea Paroni, Stefano Castello, Cristian Dorjan, Marco Crianese, Emanuele Zuccarello, Saverio Quercia, Migliorelli, Massolo, Baroni, Simone Iocolano, Francesco Urso, Aladina Iub, Ian Ablena, Andrea Paolucci, Michele Curalino, Gabriel Clare, Lorenzo Migliorelli, Deni Mota Carvaio, Simone Icardi, Matteo Mancosu, Francesco Ardizzone, Vande De Angelis, Beppe De Luca, Sassacca Turano, Mirko Eramo, Luca Lizzetto, Jacopo Reffi, Sergio Porcu, Delio Lagomarsino, il dottor Galli, Alessio Talia, Igor, l'allenatore in seconda Giacomo Filippi e mister Roberto Boscaglia. Una bella festa anche questa sera. Sì, no, infatti purtroppo ieri sera non c'è stato tempo perché ovviamente è stato così inaspettato, ma meglio così, è ancora più bello. E dobbiamo ringraziare tutto il popolo chiavarese che ci è stato vicino anche nei momenti di difficoltà e ieri abbiamo fatto una grande impresa. Come andate in campo? Ti abbiamo visto insomma impegnato più del solito. Sì, no, ieri era proprio, volevo proprio vincere perché poi arrivavano notizie da Siena e era un peccato non concludere in bellezza. Mi viene veramente da piangere che non riuscivamo a fare gol, però alla fine ci ha passato Matteo e è stato bellissimo. Lo spogliatoio è sempre stato molto unito quest'anno. Sì, è stato proprio il punto fermo di quest'anno, è stato proprio lo spogliatoio. E come ho detto prima, uomini veri e un gruppo unito. Abbiamo uno dei nostri, possiamo dire così, del nostro Tigullio, Curarino. Sì. Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, siamo contenti, ci meritiamo questa festa e ora il prossimo anno poi speriamo di fare un bellissimo campionato. Raccontaci qualcosa di te, perché insomma sei uno nato dalle nostre parti calcisticamente. Ho fatto le giovanili qua, Juniores, la Beretti. E quest'anno sì, è stata un'annata un po' travagliata, ho avuto 2 infortuni al ginocchio, però ci volevo essere per questo finale, per fortuna grazie anche ai dottori sono riuscito a rientrare e a ritagliarmi un po' di spazio. Hai una dedica da fare? Sì, no, dedico alla mia famiglia, perché comunque in questo periodo che è stato a casa fermo è stato un po' un momento di nervosismo, diciamo, tutto il tempo, quindi mi sono stati dietro, ma sopportato. Bene, complimenti, intanto leggiamo la maglietta fatta stasera, così è stata ancora più bella. Sì, così è bellissimo, così al 90° bellissimo. Grandissima festa, bellissima, tanta gente felice e noi, il nostro lavoro è fatto di emozioni, quello di ricevere e dare emozioni è la cosa più bella al mondo e noi stasera abbiamo visto che oltre ad avere e quindi ad esserci emozionati abbiamo dato tante emozioni agli altri
e questo ci gratifica tanto. Hai fatto diverse promozioni, no? Si dice sempre che l'ultima è la più bella come risultato sportivo della vittoria. Questa per te? È assolutamente la più sofferta, quindi direi anche la più bella, senza dimenticare le altre. Scusate, ho pochissima voce, l'ho persa tra ieri e oggi. Sicuramente questa è una vittoria straordinaria di una squadra stratosferica. Hai qualcuno a cui la dedichi? Sì, sono in tanti. È naturale che mio fratello, che non è più qui con noi, è la persona a cui dedico tutto quello che faccio, ma lui è sempre insieme a me, quindi lo sa. Si chiama? Mio fratello è lassù, si chiama Angelo, è il mio angelo custode. Ci siamo lasciati al campo stasera in piazza Mazzini, una grande festa, e anche freddo, ma è stata scaldata da questi meravigliosi tifosi, credo. E così piazza Mazzini è tradizionalmente la sede delle feste dell'Entella, e io ancora una volta voglio ringraziare i tifosi perché sono stati straordinari ieri durante il campionato e anche stasera in questa magnifica piazza nonostante il freddo. Presidente, hai dormito questa notte? Quando ti sei addormentato? No, mi sono addormentato tardi perché ho festeggiato con la squadra fino all'1:30, alle 2 di notte, però ho dormito sereno e felice. E ti sei svegliato pensando a ieri sera? E mi sono svegliato pensando a una massima che mi ha insegnato mio padre, che ripeto ai miei figli, che bisogna battersi. Quando si pensa di essere nel giusto bisogna battersi sempre, resistere, non mollare mai, perché se sopravvivi qualunque cosa può ancora succedere. Questo è l'insegnamento che l'Entella dà a tutti noi. Abbiamo visto la mamma questa sera qua nel pubblico, ha detto ieri sera non me la sono sentita di venire allo stadio. Sì, mi aveva detto che veniva, ma naturalmente in questa confusione non sono riuscito a vederla, però comunque grazie mamma. Complimenti, adesso bisogna pensare subito al futuro. Beh, adesso facciamo finire la stagione, ci sono ancora un po' di appuntamenti sia delle squadre giovanili che della prima con la Supercoppa e poi cominceremo a pensare al futuro. Tra l'altro una squadra giovanile è stata festeggiata anche questa sera. Sì, perché sta andando avanti nei playoff come la Beretti e come altre nostre squadre, a testimonianza dell'alto livello del settore giovanile a cui teniamo moltissimo. Cosa diciamo all'Entella? È un'emozione grandissima, meravigliosa, grandi, veramente grandi. Grazie Entella, grazie. Forza Entella, sì, cavoli! È tutto l'anno che soffriamo, quindi va benissimo così e speriamo che continuino così. La capolista se ne va. La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va. La capolista se ne va, la capolista se ne va. Cosa diciamo? Cosa c'è da dire? Una delle giornate migliori della storia dell'Entella è stata ieri. Indimenticabile per quello che è successo in campo, l'invasione come nei vecchi tempi, come negli anni '80, cose incredibili. Sono stati aperti subito i cancelli. Sono stati aperti i cancelli, diciamo, abbiamo fatto un po' di pressione, ma abbiamo aperto i cancelli e siamo entrati tutti. Anche tu in campo ieri sera? Anche io in campo ieri sera, sì. Una liberazione, tutta l'annata che mi è andata, ieri sera tutti in campo per festeggiare con i giocatori, sì. Giusto così. Una festa anche con me. Chiavari esplode con questa grande squadra che finalmente ritorna dove deve stare e vediamo ancora di salire ancora di più. Sono contento che l'Entella sia di nuovo in B e ero alla partita, ho patito tutto il tempo, però poi è stata veramente una cosa meravigliosa. Diciamo. È un chiavarese lei? Sì, sono chiavarese doc. Bene, qua abbiamo un chiavarese che magari nella vita ha giocato a basket, però è sempre vicino allo sport e all'Entella. Un po' di calcio me ne intendo.
Anche perché mio papà e mio fratello giocavano nell'Entella, quindi C'è cane. nel sangue ce l'abbiamo. Cosa dici di questa Entella? Secondo me è una grandissima soddisfazione, è una grandissima vittoria perché se la sono meritata. E poi è stata anche all'inizio secondo me un'ingiustizia grossa quella della mancata Serie B, però hanno tenuto duro e hanno ottenuto un risultato secondo me importantissimo, quindi complimenti a tutti, ai giocatori, allo staff tecnico e al presidente, a tutti. Thomas, tu hai lavorato in questi giorni? Sì. Però tifoso dell'Entella? Assolutamente, vivo qua da 18 anni, tifosissimo. Cosa dici di questa serata? Bellissimo, sempre divertente, anche se mi è toccato lavorare mi sono divertito. Però tutto tranquillo, no? Non siete dovuti intervenire? Tranquilli, vabbè, ma è l'Entella, cioè l'Entella. dell'Entella, sono tranquillo. Grande festa per la città. Guarda un po' cosa abbiamo combinato io e lui. I tifosi che seguono sempre. Allora, grazie a Dio, un regalo anche da Siena e tutto, anche merito nostro, però io ce l'ho solo per i tifosi. Adesso sì che vengono un po', ma devono seguire dove andiamo, sempre, ma anche in Serie B, magari ci andiamo anche in Serie A, magari. Va bene, e lei? Così finiamo. Partiti col Mego da Roma, a Pisa, ovunque, non è una consuetudine. Ho detto facciamoci la foto oggi con la Serie B. Bene, bene. Forza Entella, è stata una stagione sofferta ma felicissimi che sia finita così, bravissimi tutti, bravissimi, serata meravigliosa, sono contenta di essere qua e di partecipare a questa soddisfazione generale. Dove siete voi? Sono di Chiavari anche se arrivo da Milano, ma Chiavari mi è entrata nel cuore. Bene, e lei? Grande presidente, grande dirigenza, grandi ragazzi che hanno giocato a pallone, grandi tutti. Veramente Anche adesso voi. Chiavari, come l'anno scorso, una grande realtà nel calcio italiano. Quello pulito, si intende. È un tifoso di... No, io sono ligure, però abito su ormai da 20 anni e oggi forse posso venire giù per festeggiare una cosa del genere. Come ti chiami? Dino Brusco. Dino, e come hai conosciuto l'Entella? Ma io come dico sono di qua, e sono su per lavoro, ma dopo veramente è stata una soddisfazione grandissima. Allora hai sempre tifato Entella? Sì, soprattutto adesso poi gli ultimi, come si chiama, dal 2014 in poi è stata proprio veramente una cosa eccezionale, è stata proprio, per me è stata veramente un ritrovo, pur essendo su, è stato per me un momento di dire ok, adesso è il momento in cui posso ricollegarmi con quello che era il mio territorio a Chiavari. Dovevi essere presente. Per motivi di cuore e istituzionali entrambi, ma è stata un'altra bella serata, come abbiamo scritto sui canali social, ancora una volta Piazza Mazzini e biancoceleste. Questa sta diventando una piacevole abitudine e se la prima volta non si scorda mai, lasciami dire che la seconda è più bella ancora. Assolutamente. Devo dire che è stato un anno molto particolare, molto bello, molto intenso, fatto di tante partite ravvicinate uno dopo l'altro, però secondo me la promozione è stata costruita in quei 2 mesi tra settembre e novembre in cui la squadra non giocava. Lì si è creato un gruppo di lavoro davvero unico sia in campo che fuori dal rettangolo verde e poi appena c'è stato il via libera i risultati si sono visti subito con quelle 6 vittorie consecutive che hanno gettato le basi per questa promozione. Allora Nico, siamo alla fine di questo speciale, intanto vediamo là di dietro, Francesco ti segue e lo ringraziamo perché era presente ieri e oggi ringraziamo anche la nostra squadra, Francesco, Piero e Dario. Allora con i tifosi che continuano a festeggiare direi che possiamo salutarci per questo speciale che abbiamo cercato di realizzare. Cosa diciamo Nico, come possiamo fare la chiusura? Diciamo che si continuerà a giocare con una Supercoppa italiana che è un bel trofeo che l'Entella non ha mai vinto e che poi tra qualche mese ci sarà la Serie B, quindi inutile dire che l'appuntamento poi grande sarà quello per la prossima stagione. E di questa serata, una bella serata con tante belle cose sul palco. Ma sì, diciamo che, guarda Robby, secondo me la cosa più bella è che dopo i momenti di difficoltà dai play-out dell'anno scorso si è ricreato secondo me un'armonia fortissima tra l'Entella e Chiavari e la sua gente, e questa armonia ha accompagnato la squadra tutto l'anno e poi è sfociato nella bellissima colpo d'occhio dello stadio contro la Carrarese
E poi questa sera naturalmente qua c'è il marketing e poi questa sera naturalmente con questa bella piazza piena di colori biancocelesti. Bene, allora abbiamo iniziato con l'intervista al presidente appena il fischio finale ieri al campo sportivo a Punta Chiavari, e finiamo questa sera in piazza Mazzini con la festa. Certo, e speriamo che questa sia una piacevole conseguenza e che a maggio dell'anno prossimo, tra un anno, si possa essere tutti qua a festeggiare un'altra bella salvezza. È tutto, un caro saluto da piazza Mazzini. Grazie mille. Andiamo al campo. Finisco dicendo soltanto due cose: viva Chiavari e viva Lentella, ci vediamo in B. Grazie Presidente. Allora chiamiamoli uno a uno i collaboratori più stretti del Presidente, partendo dai vicepresidenti Fiumanò e Alvisi. Il direttore generale Matteo Matteazzi, il direttore sportivo Matteo Superbi, il responsabile del settore giovanile biancoceleste Manuel Montagni, il responsabile dello scouting Daniele Rosso, il responsabile dell'Academy biancoceleste Gennaro Volpe, il responsabile del marketing Sergio Rossi, Eccolo Genna. Don Andrea Buffoli, il team manager responsabile dell'ufficio stampa Matteo Gerboni,